Dormire al Lido durante i giorni della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia può risultare un'impresa se, tra prezzi folli, non si ha la possibilità di spendere un patrimonio e si arriva quindi a 50 euro al giorno, però poi si scopre che il letto consiste in una vecchia poltrona reclinabile per anziani che in questi giorni del festival viene messa regolarmente in vendita come si trattasse di un normale portoletto. La proposta, alquanto stravagante, è arrivata una professionista molto conosciuta e stimata anche negli ambienti del festival, che viene e frequenta il Lido da decenni. Quest'anno non aveva più il solito appartamento e perciò, come tanti, si è messa alla caccia di un alloggio per poter lavorare serenamente, come sempre, nei prossimi giorni. Tra la miriade di proposte è arrivata anche questa, decisamente insolita, una poltrona reclinabile. Lei si è finta interessata e così è venuta a conoscenza anche di ulteriori dettagli compresi nell'offerta, ad esempio che nella stanza, pur senza letto, c'era anche un attrezzo per la palestra. La proprietaria ha fissato il prezzo per l'utilizzo della vecchia poltrona, che qui vediamo anche nelle immagini, 50 euro a notte. Alla gentile signora, ha raccontato la professionista indignata sul proprio profilo social, ho risposto che siamo arrivati alla follia, una speculazione vergognosa senza ritegno che porterà una delle manifestazioni più importanti al mondo ad avere seri problemi per la bolla speculativa di persone senza scrupoli. Giovane studentessa, sono venuta al Lido non sapendo nulla di cinema e mi sono innamorata, una proiezione dietro l'altra. Il cinema mi ha fatto bella. Da quando avevo 20 anni non ne ho perso una con vari tipi di accrediti. Ora siamo cresciuti a Venezia, il festival più antico del mondo non deve correre il rischio di invecchiare e di non avere più spazio per i giovani, altrimenti come fanno a spesarsi? Di creare nuovi spettatori e professionisti di questo meraviglioso mondo che non può essere chiuso in una bolla, men che meno in una speculazione immobiliare. Parole che faranno riflettere.